Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio a tutti, io sono Carlo Persano e sono qui oggi perché lo Spazio Più mi dà un'ora di tempo per parlare di un argomento credo molto interessante che riguarda la trasmissione Report e Ranucci. Siccome citeremo delle persone, tra cui abbiamo già detto Ranucci e anche qualcun altro, se queste persone volessero intervenire o anche se qualche ascoltatore volesse intervenire, mi hanno detto che c'è un numero disponibile, è lo 02 92 94 7222. Stiamo trasmettendo da Milano, si vede. Oppure c'è anche un numero dove, se uno vuole, può mandare un messaggio WhatsApp, che è il 340 670 9659. Ecco, quindi adesso iniziamo a parlare di questo argomento. Come ho anticipato, parleremo della trasmissione Report di Ranucci e ne parleremo in un modo, credo, per il quale fino a oggi, non dico che non ne ha parlato nessuno, ma se ne è parlato e scritto pochissimo. Ovvero, parleremo dell'omicidio del giudice, Paolo Borsellino, di quanto ha trasmesso, Report sull'argomento, soprattutto di quanto non ha trasmesso Report sull'argomento, e parleremo anche del senatore Scarpinato, collegato a questo evento, quindi senatore del Movimento 5 Stelle, se avete presente, ex magistrato di Palermo, se avete presente quel signore coi capelli grigi lunghi, la barba un po' che vorrebbe assomigliare a un profeta, e cercheremo di delineare tutta una situazione che noi abbiamo individuato come possibile, e poi faremo una serie di domande a questi signori. Se qualcuno avrà voglia di rispondere, ripeto, c'è il numero per la diretta. Faremo una serie di domande a questi signori e se qualche radioascoltatore vorrà intervenire sarà ovviamente benvenuto, cercheremo di capire dalle domande e soprattutto dalle loro risposte quanto può essere reale e logica l'esposizione che andiamo a fare dei fatti, come sembra che siano avvenuti. Allora, abbiamo detto che intanto abbiamo detto parliamo di questi fatti, poi se rimarrà tempo parleremo anche di un altro evento, sempre riguardante Ranucci, che è quello strano attentato che lui ha subito, e entreremo anche in quel caso in qualche dettaglio che non ci sembra che sia emerso, o perlomeno è emerso ma non è stato evidenziato nella maniera dovuta. Partiamo però pertanto con quanto riguarda l'omicidio di Paolo Borsellino e di tutta la sua scorta, avvenuto il 19 luglio del 1992. Quindi son passati 3 giorni da 34 anni fa che avvenne questa cosa. Paolo Borsellino è un eroe della nostra nazione, quindi tutti andiamo fieri di lui, e proprio per questo motivo sarebbe importante per chiunque viene ucciso, assassinato in quel modo, ma a maggior ragione se viene assassinato un personaggio di questo genere. Allora, dobbiamo partire brevemente da tutta la storia relativa ai giudici sia Falcone che Borsellino. Allora, iniziamo col dire che questi 2 giudici indagavano su un filone relativo alla mafia, che è il filone degli appalti. Inizia, cioè il primo indagatore dei 2 risulta Falcone, o perlomeno quello più esposto in quel momento,
e subisce delle minacce, dei primi attentati in una sua casa che aveva al mare. Dopodiché, nel maggio del 1992 viene fatto saltare in aria, come molti ricorderanno, insieme anche lui insieme alla scorta a Capaci. Quindi importante capire su cosa stava indagando il giudice Falcone. Il giudice Falcone stava indagando sugli appalti della mafia, perché è questo che viene poi un po' offuscato. Paolo Borsellino è un suo amico, grande amico oltre che collega, e oltretutto credeva molto nell'indagine che stava conducendo con Falcone, anche lui sugli appalti, sulla mafia e gli appalti. Con grande senso dell'onore e con grande coraggio prende in mano queste indagini, prende in mano anche la parte di Falcone e inizia di nuovo, riparte a indagare, sapendo, dicono molte persone che l'avevano conosciuto e lo sentivano parlare in quei giorni, sapendo di essere una specie di morto che cammina, come giù di lì più o meno affermava lui stesso. Di fatto, 2 mesi dopo, il 19 luglio del 1992, salta in aria anche Paolo Borsellino, viene ammazzata anche la sua scorta e, ripeto, anche Paolo Borsellino stava indagando esclusivamente sugli appalti della mafia. Quindi, se una persona oggi, come allora, dovesse ipoteticamente immaginare qual è il motivo per cui sono stati ammazzati prima Falcone alla scorta e poi Borsellino alla scorta, una qualsiasi logica minima direbbe: sono stati ammazzati perché stavano andando a dare fastidio per le indagini mafia e appalti, non stavano indagando su altro. Dopodiché, dopo vediamo tutta una serie di fatti successi collegati a questa situazione, dopodiché invece un gruppo di giudici molto numeroso, del quale faceva parte anche questo senatore del Movimento 5 Stelle Scarpinato, saltano fuori a dire che il movente degli omicidi Falcone e Borsellino non sono gli appalti, la mafia che voleva mettere le mani su quegli appalti, ma una fantomatica strategia di destabilizzazione di tutto il paese. A parte che non è emersa neanche una prova decente su questa fantomatica pista. A parte che ancora oggi i giudici titolari delle indagini sulla morte di Falcone e Borsellino, che la procura di Caltanissetta l'hanno definita come valida quanto uno zero tagliato, 2 volte l'hanno detto. A parte questo, diciamo, c'è anche un fatto molto evidente, che finiti Falcone e Borsellino, uccisi Falcone e Borsellino, non è stato ucciso più nessuno. Quindi sembra che tutto 'sto fumo relativo alla destabilizzazione del paese, alle trame, sia morto con Falcone e Borsellino, che guarda caso però non indagavano per niente su quella cosa. La escludevano. Direi anche logicamente, perché la mafia, i soldi vuole, i soldi danno potere, quindi voleva i soldi di quegli appalti. E fin qui, diciamo, siamo ancora in un ambito morale, dove uno può dire: "Vabbè, hanno fatto un errore quelli che non hanno creduto alla pista di Falcone e Borsellino". Però poi son successe delle cose. Proprio nell'imminenza della morte di Borsellino. Cosa succede?
che giorno 13, io ripeto, noi stiamo facendo una ricostruzione a posteriori, poi faremo tutta una serie di domande per chiedere se questa ricostruzione è logica ed esatta oppure no, e qualcuno speriamo che ci risponda. Allora, il 13 di luglio, quindi 6 giorni prima che Borsellino saltasse per aria con la scorta, i giudici di Palermo bloccano l'indagine mafia appalti. Cioè c'era morto Falcone, Borsellino l'aveva ripresa in mano e questi la bloccano, perché dicono, tra di loro probabilmente, che è irrilevante. Giorno 14, il giorno successivo, ci sarebbe stata una riunione sempre di questi giudici, alla quale viene invitato Borsellino, e sembra che nessuno comunichi a Borsellino che la sua indagine è stata bloccata. Adesso qui ci sono quelli come Scarpinato che dicono, forse dicono, mi piacerebbe sentirlo dalla sua voce ripetuto, che Borsellino è stato avvisato, non è vero che non era stato avvisato, e ci sono invece quelli che dicono, tipo la procura di Caltanissetta, che questa parte dell'evento fu nascosta. Sembra che proprio nei verbali usino questo termine, è stata nascosta a Borsellino la chiusura della sua indagine. Di fatto, cosa succede? Succede che Borsellino esce da questa riunione, e anche qui sembrerebbe che un altro giudice, che non si capisce se partecipa alla riunione o lo vede fuori, lo sente dire ai giudici con cui aveva ottenuto la riunione: voi non me la state raccontando giusta, ma non amichevolmente. Quindi anche qui l'ex giudice Ingroia è pregato di confermare se lui ha sentito dire questa frase a Borsellino. Ma poi c'è un altro elemento che fa un'enorme stranezza. Il giorno prima di venire assassinato, il giorno 18 luglio, Paolo Borsellino preleva nella cancelleria del tribunale un fascicolo relativo a un imprenditore siciliano, Luigi Ranieri, un noto imprenditore, che stava iniziando a parlare sulle pressioni che venivano oppresse relativamente agli appalti della mafia, agli appalti, diciamo, sulla quale la mafia aveva messo gli occhi. Quindi Borsellino giorno 18, il giorno prima di morire, e 4 giorni dopo che era avvenuta quella riunione dove alcuni dicono che gli era stato nascosto, alcuni anche giudici, dicono che gli era stato nascosto il fatto, la circostanza che era stata bloccata la sua indagine. Lui va a prendere un fascicolo relativa all'indagine mafia appalti. Il fascicolo relativamente a una persona assassinata per quel motivo. Questo Luigi Ranieri. Quindi è ben strano, no? Che lui, dopo che i suoi capi, mettiamola così, gli hanno detto non devi più occuparti di questa cosa, che lui vada a occuparsene ancora e preleva questo fascicolo. Preleva questo fascicolo il 18, il 19 salta per aria. Strano, no? Cioè, strano, però se vogliamo c'è tutta una logica, no?
conseguente in questi fatti. E vediamo, perché i fatti continuano e anche qui saranno importanti le risposte alle domande. Il giorno 31 luglio, quindi la strage, l'omicidio il 19, 31 luglio, quindi 12 giorni dopo, viene interrogato dal CSM, vengono interrogati in vari giudici dal CSM, perché evidentemente già girava qualche dubbio, no? E viene interrogato il giudice Patronaggio, che sembra essere stato uno di quelli presenti a quella riunione. Patronaggio è un nome che conosciamo, no? Se ricordate la vicenda con Salvini, la motovedetta, lui che denuncia, eccetera, eccetera, e quel giudice. Patronaggio viene interrogato dal CSM giorno 31 e non menziona l'archiviazione, quindi il blocco dell'indagine di Borsellino. Cioè, nel momento in cui i giudici stanno cercando il movente per l'uccisione di Borsellino, e se permettete le indagini mafia-appalti appare essere il movente più concreto, non quel fumo delle trame che poi sono svanite nel nulla e che molti altri giudici hanno criticato e hanno detto come inesistenti. Bene, Patronaggio sembra che si sia dimenticato di menzionare il fatto, la circostanza che era stata bloccata l'indagine Borsellino. Quindi, altro nome, signor Patronaggio, dottor Patronaggio, per favore ci può confermare se lei il 31 luglio del 1992, a pochi giorni dalla strage contro Borsellino, si sia dimenticato di menzionare l'archiviazione delle indagini di Borsellino? Questo perché 31 anni dopo, il 20 novembre del 2023, quindi 31 anni dopo i fatti, sembra che invece Patronaggio si ricordi della circostanza. Si ricordi della circostanza che era stata bloccata l'indagine contro Borsellino. La domanda è: perché non se n'è ricordato nel momento in cui serviva di più, in cui bisognava trovare i mandanti, il movente di quella strage, e se n'è ricordato 31 anni dopo? Quindi, altra domanda, e grazie se ci sarà una risposta. Poi i motivi dell'archiviazione. L'archiviazione, quindi l'archiviazione del 13 luglio del 1992. I motivi dell'archiviazione sarebbero, quindi qui entrano di nuovo in gioco l'ex giudice Scarpinato e l'ex giudice Loforte. I motivi sarebbero perché i fatti erano irrilevanti, riguardavano posizioni minori. E posizioni minori sarebbero state quella dei mafiosi Pino Lipari e Antonino Buscemi, che magari a un marea di gente non dicono niente, ma guardate che ai tempi erano due importantissimi. Quindi posizioni minori sarebbero queste. Poi non sempre è giusto dare un valore alle affermazioni dei pentiti, ma in questo caso ce n'erano 4 anche qui
molto pesanti che parlavano di queste di queste pressioni, di questi tentativi della mafia di impadronirsi di quegli appalti. Ed erano nomi molto importanti: Salvatore Cancemi, Giovanni Battista Ferrante, Leonardo Messina e Balduccio Di Maggio, non proprio 4 che non sapevano niente. Quindi Loforte e Scarpinato, per favore, ci potete dire se eravate al corrente di queste situazioni relative ai mafiosi in attività, Pino Lipari e Antonino Buscemi, e ai 4 pentiti che stavano parlando a tutto spiano? Grazie, se lo farete. Altro punto. Viene detto che un personaggio che girava nell'ambito degli appalti, Lipera, della zona di Catania, sembra, tenesse la bocca cucita e che quindi anche questo fosse un ostacolo a questo tipo di indagini. Però qui, anche qui, risulta che questo Lipera ha tentato in tutti i modi di essere sentito dai giudici di Palermo. Qual è sta bocca cucita? Ci dite se vi risulta che Lipera voleva parlare con voi? Antonino, senatore Scarpinato, ce lo dice se le risulta, Roberto Scarpinato, che questo Lipera, questo geometra Lipera voleva parlare con lei? Poi arriviamo a un ultimo elemento per il momento. E l'ultimo elemento riguarda le aziende che erano state nominate nell'ambito di questi appalti. E sorprendentemente c'erano 3 importanti e grandi, 2 enormi, cooperative rosse. Cioè, le indagini toccavano anche queste cooperative rosse per le indagini mafia appalti che stavano conducendo prima Falcone e poi Borsellino. Prima Falcone insieme a Borsellino, poi Borsellino da solo. È vero questo? Vi risulta? Risulta a qualcuna di queste aziende di essere stata avvisata come indagata nell'ambito di queste inchieste? E le aziende sono la CMC di Ravenna, sarebbero, diciamo, perché il Consorzio delle Cooperative di Bologna, un gigante come la CMC di Ravenna, e la cooperativa di Comiso, che sembra si autodefinisse una cooperativa comunista, oltretutto, nota di colore. Quindi ci potete dire, giudici, signori di queste cooperative, gestori, se vi risulta che eravate inclusi nelle indagini, i giudici, se vi risulta che Borsellino volesse indagare su queste cooperative? Ci fate questa cortesia di avvertirci di questa cosa? Perché, come vedete bene, la situazione non è così edificante. Qui, se non ci fossero risposte, ci troviamo in una sorta di abisso morale,
Non voglio dire giuridico perché, ci potrebbe essere anche quello, chi lo sa, però morale di sicuro, perché qualcuno potrebbe pensare che l'indagine mafia appalti la volessero bloccare per non far emergere che all'interno di questi appalti c'erano delle cooperative di una certa parte politica. Ultima nota di colore, perché credo che fra 2 minuti ci dobbiamo un attimo fermare. C'è una nota di colore, perché uno dice: "Ma sono fatti di tanto tempo fa". Sì. Peccato che il 15 giugno scorso ci sia stata una riunione di giornalisti, anche questo per favore qualcuno ce lo confermi, dove eran presenti anche dei giornalisti di Report, durante la quale era tutta una riunione di giornalisti che tutti si opponevano alla pista mafia appalti. Quindi doveva essere una riunione di soli giornalisti, ma guarda caso, ce lo confermi anche lui per favore, era presente il senatore Scarpinato del Movimento 5 Stelle. Quindi dopo 34 anni davano l'impressione, ma smentiteci, diteci perché l'avete fatta se no questa riunione. Sembra che dopo 34 anni questi giornalisti si siano riuniti per allinearsi su come rispondere a questo probabile attacco, su queste mancate informazioni, su queste che in qualche modo potrebbero sembrare delle omissioni giornalistiche su questi eventi. Quindi anche su quella riunione, intanto, se ci potete confermare che Scarpinato era presente, se ci potete confermare che siete tutti giornalisti che si oppongono alla pista mafia e appalti, e se ci potete confermare che il 25 giugno scorso è avvenuta questa riunione. Chiudiamo per il momento e riprendiamo dopo la pausa. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Buon pomeriggio ancora, sono ancora Carlo Persano e vi stiamo dando un po' di notizie, di domande che abbiamo posto degli auspicabili interlocutori relativamente fino adesso all'omicidio di Paolo Borsellino
e a tutto quello che è successo nei giorni poco prima dell'omicidio, quindi 5 giorni prima dell'omicidio, e il fascicolo prelevato un giorno prima, e quello che poi è successo nei giorni successivi. Continuiamo col dire una cosa. Dopo che c'è stato l'attentato di Via D'Amelio, dove son saltati tutti per aria, non è stata ritrovata l'agenda di Borsellino. Qualcuno se l'è presa e se l'è portata via. Sarebbe interessante capire. So che ci son delle fotografie dove hanno tentato di individuare tutte le persone presenti durante i momenti successivi all'attentato, ma ne hanno identificati pochissimi. Tantissime persone non son state identificate. Adesso io immagino che una persona normale, curiosa, che è andata lì, non è che gliene frega di portar via proprio l'agenda di Paolo Borsellino. Evidentemente era qualcuno che sapeva che sarebbe avvenuto l'attentato e che ha portato via l'agenda. Che altra spiegazione ci vedete? E c'è un altro piccolo particolare, perché tutti parlano dell'agenda di Paolo Borsellino, ma il fascicolo prelevato da Paolo Borsellino, quello su Luigi Ranieri, che sicuramente è stato prelevato perché qualcuno in cancelleria ha trovato un biglietto a firma di Borsellino: "Ho preso il fascicolo, giorno 18". Anche quello è sparito. Dov'è finito? Qualcuno può dirci se è stato ritrovato, se era completo dopo che è stato ritrovato, perché anche questa cosa qui, se è stata fatta con una certa logica, è stata fatta bene, perché han fatto sparire tutto quello che serviva. Quindi, queste son tutte domande che noi abbiamo fatto a tutti questi personaggi. Adesso viene la domanda per Ranucci. La domanda delle domande. Caro Ranucci, tu di tutta sta roba che è stata detta adesso non hai mai sentito niente? Non ti hanno mai detto niente di niente? Non ti hanno mai parlato delle indagini su mafia e appalti? Non t'hanno mai detto che Falcone e Borsellino seguivano quelle indagini? Non non ci hai mai fatto una trasmissione su sta roba qua. Dove son le risposte a tutte queste domande? Tu che sei amico di Scarpinato, mi sembra, perché non glielo chiedi a Scarpinato? Non t'è venuto di chiederglielo? Perché io non ci credo che non lo sapevi, Vorrei sentirlo dire da te: "Guarda, non sapevo che c'era tutta sta roba in ballo". Invece secondo me tu lo sapevi e per favore confermalo o meno se lo sapevi. E se lo sapevi perché non gliel'hai chiesto a tuo amico Scarpinato? Perché non gliel'hai chiesto a Patronaggio? Perché non sei andato a chiamare a sentire Ingroia, se era vero che aveva sentito dire quelle cose? Perché perché non hai indagato sui motivi che hanno bloccato Borsellino pochi giorni prima che morisse, pochissimi giorni prima che morisse? Perché non è mai emerso niente in tutte le tue favolose inchieste? Hai dato per scontato che era vera la pista di Scarpinato? Che quindi era vera questa fantomatica congiura che doveva impossessarsi tramite l'uccisione di magistrati con una destabilizzazione paese, impossessarsi del potere?
È peccato che hanno ammazzato solo i 2 magistrati che seguivano la sostanza, e la sostanza erano gli appalti. Peccato che dopo non è stato ammazzato più nessuno. Nessuno di voi è stato ammazzato dopo. Perché? Perché gli unici che davano fastidio, forse è questo, che gli unici che davano fastidio eran quelli che stavano indagando su dove c'era la sostanza? Perché nelle tue trasmissioni questa cosa non è mai emersa, Ranucci? Abbi un moto di coraggio e diccela questa cosa. Tu mi sembra di capire che quando il giudice titolare delle indagini di Caltanissetta, delle indagini sulla morte di Falcone e Borsellino, ha detto che la storia delle trame non valeva niente, penso che tu ti sia limitato a dire alcuni giudici sbagliano. No, troppo poco, bello mio. Non alcuni giudici sbagliano. Tu devi venire a dire perché era irrilevante che si stesse indagando su Pino Lipari e Antonino Buscemi. Devi venire a dire che cosa c'era di irrilevante in queste indagini, perché secondo me anche tu lo sapevi che stavano indagando in quella direzione. Devi venire a dire che non è vero che c'erano le cooperative rosse messe in mezzo alle indagini in relazione a quegli appalti. Almeno un'intervista con il microfono sotto il naso, come piace a voi, giusto? Mi va anche bene, non è, puoi venirne a fare quante te ne pare. Però sta domanda poteva saltar fuori in tutti i mesi che di questa cosa si è parlato. Zero assoluto, come quello zero tagliato di cui ha parlato il procuratore capo De Luca, titolare delle indagini. Il titolare delle indagini, non la fuffa degli altri. Lui era il titolare, è il titolare delle indagini. Quindi silenzio assoluto. Quindi il grande giornalista fa silenzio assoluto. Questo non va bene. Questo non va bene. Non te la puoi cavare così su un argomento come questo che riguarda un profondo dubbio morale che riguarda tutti gli italiani, perché è stato ucciso un eroe, oltre agli eroi della sua scorta. E 2 mesi prima ne era stato ucciso un altro di eroe, oltre agli uomini della sua scorta. Non te la puoi cavare dicendo alcuni giudici sbagliano. No, devi dire cosa c'è, dove è sbagliato indagare su dove era stato sbagliato indagare su Pino Lipare e Antonino Buscemi. Cos'erano? Perché ci dovevano essere dei riguardi nei confronti di questi due? Perché poteva saltar fuori qualcosa di spiacevole che non piaceva a sinistra? Perché? Perché sono stati così beneficiati di questa chiusura delle indagini? Quindi Ranucci, per favore, domande, come hai visto qui ne sono state fatte tante, precise, non sono state domande generiche, no? Sono state domande precise. Secondo me tu sai tutte le risposte. Abbi il coraggio, lavati la coscienza e rispondi. Mi dispiace introdurre un altro argomento che ti riguarda, Sigfrido. Mi dispiace perché alcuni dicono che non si deve sparare sulla Croce Rossa. E in questo momento tu sembri nella lettiga della Croce Rossa. Però
ammetterai che anche l'attentato nei tuoi confronti era ben strano. E come ne parlavi tu abbondantemente di tutti quanti, giustamente, guarda che tantissime delle tue inchieste erano da appoggiare. Peccato che quando si arrivava a colpire un eroe come Borsellino non ti saltava fuori neanche una domanda di quelle piccanti. E io invece alcune domande ce l'ho, anche sull'attentato che hai subito. Strano, no? È ben strano come attentato, ammetterai, eh? Chiamiamolo un attentatino. Attentatuni definivano l'attentato contro Falcone e Borsellino. Il tuo è attentatino. Non faceva del male neanche a una mosca. Però ci sono le cose strane lo stesso. Ci sono le cose strane lo stesso. Perché tu hai affermato, e come potevi fare diversamente, di essere amico di Lavitola e viceversa. Era talmente evidente, te lo portavi anche in Rai. Quindi amico di Lavitola, e che cosa succede? Succede che Lavitola, quando arrivano i carabinieri a casa sua, aveva le valigie pronte. Aveva le valigie pronte e un biglietto aereo. Per dove? Tu lo sai perché se sei suo amico sapevi dove sarebbe andato Lavitola, molto probabilmente. Sai dove sarebbe andato? In un paese che non ha l'estradizione. Ah, ti risulta nuova questa qua? Non l'avevi mai sentita questa? Che in Camerun non c'è il trattato di estradizione con l'Italia? Ma dai, un giornalista d'inchiesta come te, un amicone di Lavitola, non sa che Lavitola se ne stava andando in un paese senza estradizione. Ma non è la sola notizia carina. L'altra notizia carina è: chi ha avvertito Lavitola che stavano arrivando i carabinieri a casa sua? Da dove è venuta fuori la notizia? Da dove tirate fuori queste notizie? Il primo che emette la notizia è il tribunale, no? Quindi il primo posto dove viene fuori è il tribunale. Ma tu mica puoi dire che hai tanti amici in tribunale, giusto? Giusto, Ranucci? Tu non sei amico di Scarpinato e di un pacco di giudici. No, sono così conoscenze estemporanee che non vogliono dire niente. Però qualcuno l'ha avvertito Lavitola e se ne stava andando con le valigie. E dove stava andando, abbiamo detto? In un paese senza estradizione. Ma qualcuno era già arrivato in quel paese. Era arrivato il braccio destro di Lavitola. E il braccio destro di Lavitola se n'era già andato in Camerun. E chissà se torna. Prima vuole vedere cosa sanno i giudici nei verbali e poi forse decide di tornare. E chi ha avvertito il braccio destro di Lavitola di andarsene in Camerun? E chi? Ma chi è che avverte? Ranucci? Diccelo, dacci una risposta. Facci capire, tu che hai scritto tutto quel libro sulle tue capacità amatorie. Adesso non è che ti perdi in un bicchier d'acqua e non ci dici chi può aver avvertito Lavitola e chi può aver avvertito Tavares, il braccio destro di Lavitola. E perché sono importanti questi due? Diamo un piccolo excursus agli ascoltatori. Allora, cosa succede? Succede che gli attentatori affittano una macchina per l'attentato.
le forze dell'ordine individuano la macchina, vanno a vedere di chi è di uno che le noleggia. Vanno dal noleggiatore della macchina, il noleggiatore della macchina dice che l'ha noleggiata a uno dei 4 signori arrestati nella zona lì di Avellino. Uno dei 4 signori arrestati risulta essere amicone di Tavares, il primo che è scappato. Scappato, scusa, non volevo dire scappato. Il primo che è andato in un paese senza l'estradizione, come il Camerun. Scusami se ho detto scappato, non volevo far sembrare che fosse una fuga. No, non sembra una fuga, vero Ranucci? Non è una fuga quella lì. E quindi questo signore di Avellino avverte il braccio destro di Lavitola, e qualcun altro poi avverte ancora Lavitola che stanno arrivando i carabinieri e non riesce a partire per il Camerun. Peccato, mannaggia. E tutta sta roba qua perché? Perché allora Lavitola dice: "Ma io l'unica cosa per cui stavo brigando a favore di Ranucci era per farlo diventare primo ministro". Hai capito Ranucci? Quello ti voleva far diventare primo ministro e tu non lo sapevi. Il tuo migliore amico voleva farti diventare primo ministro e tu non ne sapevi niente, Ranucci. Ranuccio, ma dai, ma siamo seri? Uno che scrive il libro "Ma una scopata me la fate fare" diventa poi primo ministro. Avete preso in giro Trump per come trattava le donne, non avete detto niente dell'isola dei pedofili, poco e niente, però Trump l'avete massacrato ben bene, e tu che dici "ma una scopata me la lasciate fare" e tutto va bene. Ma sai che in un'azienda privata, se un dirigente va in giro a dire che si è fatto la stagista, non è che lo guardano bene con benevolenza come in Rai, magari succedeva qualcosa. Tu no, tu sei abituato a così, a un po' di arroganza, dai, diciamoci la verità. Quindi Ranucci, per favore, dici chi ha avvertito quelle persone secondo te. Che ipotesi puoi fare di quell'avvertimento? E non ti chiedo il resto, perché sarebbe il resto su questa storia di questo strano attentato, perché è chiaro che l'attentato ti dava una certa aurea di santità, Cioè, se uno voleva diventare primo ministro, una bombettina lo aiutava, Cioè, questo non si può negare che una bombetta ti aiutava, se volevi fare il primo ministro. Dai, sempre le cose un po' cacciarone, fatte così come le fanno i cacciaroni, però non puoi dire che non era d'aiuto. Sicuramente non sapevi niente, però aiutava, Non ne sapevi niente, se se non li scoprivano tutti, invece li hanno scoperti. Quindi Ranucci, dai voce, fai qualche dichiarazione, vai all'ANSA, non vuoi chiamare qua? Vai all'ANSA, vai dai tuoi amici dell'ANSA e digli che sei un perseguitato politico. Diglielo. Tanto le femministe ho visto che ti hanno già assolto tutte quante. Nessuno ha detto niente di quello che hai scritto in quel libro. Quindi, secondo me, tu sei nella posizione di quelli che possono fare quello che vogliono, che tanto nessuno va a pensare chissà che. Se vogliamo abbassare un attimo il tono della vicenda,
ma sta Caroline svizzera esisteva veramente o non esisteva? Perché se esisteva mica se l'hai trattata male, Ranucci. L'hai trattata proprio da persona cinica e cattiva, eh. Cioè uno non è che viene a dire le sue prodezze e poi viene a dire che la guardavo con l'occhio vitreo mentre moriva. È un po' squallido, eh. Ranucci primo ministro. Squallida sta roba, eh. Comunque, cancelliamo anche tutto 'sto fatto qua. Se in cambio ci racconti che cosa è successo nell'indagine di Paolo Borsellino. Tu mai, siccome io son certo che tu li conosci già tutti quei fatti lì e son certo che tra di voi ne avete già discusso per prepararvi con delle frasi nel caso qualcuno vi avesse fatto le domande. E dici quello che vi siete preparato. Raccontaci che cosa è successo veramente. Raccontaci se è vero che a questo giudice che si stava comportando da eroe con un'indagine da morto che cammina, gli è stata pure bloccata l'indagine. Almeno questo faccelo capire, perché così, e lo so che dopo, se venisse fuori che tutto questo è vero, lo so che siete morti, come sinistra. Lo so, però almeno tu ti prendi un po' di decoro. Oggi un po' ne hai perso, no? Siamo d'accordo che con le tue amicizie, con tutto quello, col l'attentatino, col fatto di non aver mai indagato sulla morte di Borsellino, sulle cause, un bel po' di decoro l'hai perso. Almeno riprenditi un po' di decoro e tanti saluti. Vai a fare il primo ministro da qualche altra parte. Ci sarà qualche nazione che li vuole quelli come te. La speranza è che qualcuno risponda a queste domande sono domande precise. Tengo a precisare che molto di quello che è stato detto è stato ricavato dagli interrogatori fatti dal CSM a suo tempo. Quindi anche se voi anche se voi non le vorrete confermare 'ste cose, ci sono dei verbali, Qualcuno sarà in grado di andare a procurarsi questi verbali. Qualcuno che ha un po' di coscienza di voler rispondere a un dubbio così pesante. Son scritte? Visto che son scritte, fate la bella figura di dirle. Quindi è un invito. Come avete visto, spero che vi risulti che tutte queste cose non le avevate mai sentite. Non avevate sentito di tutte queste logiche da 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 verificare, che creano dubbi, che creano un abisso morale sulla questione del giudice Borsellino. Eppure qualche dettaglio, tipo l'estradizione, tipo i carabinieri che uno viene avvisato prima dell'arrivo dei carabinieri, anche quelle insomma non è che si siano sentite tanto, no, in questi giorni. Eppure ci son state, devono esserci per forza state, a meno che non ci sia stato, che ne so, qualche santo, qualche spirito, tipo di quelli delle sedute spiritiche di Prodi, che ha avvertito: "Guardate nella notte in sogno è arrivato, e ha avvertito: "Guardate, datevela a gambe che qua succede un guaio". Con questo diciamo che vi possiamo salutare per oggi. Diciamo per oggi perché non dovessero arrivare le risposte, probabilmente qualche argomento lo riprendiamo in mano.
speriamo che qualcuno abbia la faccia di voler dare qualche risposta e eliminare qualche dubbio. E con questo io vi saluto, ringrazio lo Spazio Più che mi ha dato un'ora di libertà per dire queste cose. Ringrazio anche Domenico Magnetta, che non è potuto intervenire e che generosamente mi ha lasciato questo spazio, e quindi saluto tutti quanti per questa volta.